Completata la prima fase del monitoraggio sulle condizioni di efficienza strutturale dei ponti ricadenti sulle strade provinciali di Agrigento, eseguita dal Genio Civile. Una campagna di monitoraggio senza precedenti per la valutazione della sicurezza della rete stradale provinciale agrigentina. I liberi professionisti incaricati dalla Regione Siciliana hanno infatti consegnato al Genio Civile di Agrigento le schede con i dati rilevati in merito alle condizioni di efficienza strutturale di ben 137 ponti ricadenti lungo le strade provinciali agrigentine. L'obiettivo, afferma il capo del Genio Civile di Agrigento Rino Lamendola, è quello di verificare eventuali criticità che possono compromettere l'efficienza strutturale dei nostri ponti e pertanto la pubblica incolumità. A questo scopo e grazie alle risorse stanziate dal Presidente Musumeci e dall'assessore al ramo Falcone abbiamo potuto affidare l'incarico a un gruppo di liberi professionisti che hanno già eseguito gli accertamenti del caso e valutare l'efficienza strutturale di 137 ponti, compilando delle apposite schede che abbiamo inoltrato al libero consorzio dei comuni agrigentini, quale soggetto proprietario della rete stradale, affinché possa adottare ogni provvedimento ritenuto utile per garantire la pubblica incolumità e programmare gli interventi per assicurare l'efficienza strutturale dei ponti e la sicurezza della rete infrastrutturale della provincia di Agrigento in relazione ai dati rilevati dai professionisti incaricati. Per Rino Lamendola rimandano gli ultimi 19 ponti da verificare, per i quali si aspetta l'avvio delle procedure da parte della struttura centrale dell'assessorato infrastrutture e trasporti. Sarebbe opportuno, conclude l'ingegnere capo del Genio Civile Lamendola, che anche lo Stato, sulla base di linee guida recentemente varate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avviasse prima possibile un analogo monitoraggio sui ponti che ricadono sulle strade statali, nella consapevolezza che le infrastrutture strategiche fanno parte soprattutto della rete statale nazionale. Il nostro intervento in campo delle infrastrutture, dove per la prima volta nella storia abbiamo avviato un monitoraggio sull'efficienza strutturale di 156 ponti lungo la rete stradale e provinciale. Quindi già per 137 abbiamo consegnato le schede alla provincia, e poi vorrei dire che questi dati che vengono censiti e trasmessi alla provincia e all'assessorato regionale alle infrastrutture sono propedeutici alla programmazione degli interventi da realizzare per rendere sicura la rete stradale provinciale. Quindi sono veramente lieto che siamo andati velocissimi e abbiamo già concluso questo. Poi abbiamo anche avviato la progettazione della strada Mare Monti, un investimento di circa 123 milioni di euro che ricordiamo va da Bivona fino al mare, e diciamo che è un investimento importante soprattutto per i comuni dell'Agrigentino, la zona dei Monti Sicani, sì, Monti Sicani che si collegano così con la viabilità principale, ma poi abbiamo anche avviato 3 progetti per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade provinciali, 100 km di strade provinciali. Abbiamo ripreso il progetto degli ipogei, fino a dicembre siamo andati velocissimi, poi purtroppo c'è stata una pausa. Poi si è fermato, perché Presidente? Diciamo, a dicembre c'è un'incombenza da parte di qualche ente a dicembre abbiamo consegnato, non velocizza la pratica, che è il Comune di Agrigento, lo dico abbiamo io, consegnato, il Presidente non lo vuole dire per motivi. Diciamo che a dicembre abbiamo consegnato le mappe e soprattutto il bando pronto e il progetto del servizio al Comune, affinché venisse affidato l'incarico per il rilievo del sottosuolo, perché abbiamo bisogno per fare i progetti prima di un rilievo del sottosuolo di dettaglio. Purtroppo lì si è perso un po' di tempo, non so per quali motivi tecnici, poi è intervenuto il Covid, insomma si sono persi 6 mesi, mi auguro che possano essere recuperati. Adesso è stato pubblicato il bando, quindi da qui a breve saranno eseguiti i rilevi, e poi contiamo nei primi mesi del prossimo anno poter finalmente redigere i progetti.